Tragedia sulla Feltrina con un'auto finita fuori strada a bordo, una famiglia di Pieve di Soligo morta dopo essere stata lì trasportata a Treviso una donna di 86 anni, feriti marito e figlia che si trovano ora all'ospedale di Feltre, indagini in corso. Rapinano armati di pistola madre e figlio nella loro abitazione di Refrontolo. 2 diciottenni sono stati denunciati dai carabinieri, si cercano gli altri 2 complici in zona, i furti continuano senza sosta. Parte a Mogliano un nuovo servizio di vigilanza notturna privata per contrastare i furti, ma la misura accende il dibattito politico. Il PD critica costi ed efficacia, mentre il vice sindaco Muraro rivendica la scelta. Pomeriggio di nubi, fragi e vento forte, colpita la Marca Occidentale, alberi caduti tra Resano e Castelfranco, a Treviso sottopasso ancora parzialmente allagato, domani ancora allerta gialla. Lavoro in nero, blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, sospesa l'attività di locali a Montebelluna, Meduna, Povegliano e Silea, nei cantieri sanzionate 19 ditte per varie violazioni. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Barcato brindano insieme alle regionali d'autunno, lo fanno questa mattina a Treviso per la tradizionale ombra di bianco dal 1° agosto e non sono mancati messaggi interni agli avversari. Ecco, vandali in azione a Pederobba, dove si registra un record di sanzioni. A Ponzano invece la storia della piccola Beatrice che raccoglie i rifiuti con la nonna. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottoscritto un protocollo d'intesa tra Treviso e Cortina d'Ampezzo volto a definire una collaborazione istituzionale, un accordo che porterà in forza al comune montano uomini e donne della locale di Treviso e della protezione civile. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca, dobbiamo darvi conto di un incidente nel primo pomeriggio di oggi alle 13:50 a Quero di Setteville, siamo nel Bellunese, è caduto lungo la regionale Feltrina, ha coinvolto un'intera famiglia. Per cause da accertare la conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un fossato. La donna alla guida, un 86enne di Pieve di Soligo, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco affidata ai sanitari dell'elicottero Leone 1 del Cafoncello, dove è stata trasferita in condizioni disperate. Purtroppo in serata, poco fa, la donna Clelia Vietzer è deceduta per le gravi ferite riportate nello schianto. All'ospedale di Feltre invece sono stati portati gli altri 2 passeggeri, la figlia 56enne e il marito di 92 anni, del figlia e marito della vittima. La famiglia risiedeva, come detto, a Pieve di Soligo. Sul posto, nel luogo dell'incidente, i carabinieri per i rilievi di legge necessari per accertare e stabilire l'esatta dinamica della vicenda ed eventuali responsabilità. Così dunque dalle strade, l'ennesima morte sulle strade del Veneto. Siamo ancora alla cronaca, ci spostiamo a Refrontolo, sono stati rapinati una madre e un figlio da 2 rapinatori armati di pistola. I 2 di 18 anni sono stati arrestati, denunciati. Sicuramente abbastanza, ha avuto molta risonanza qui nella nostra zona e ci ha un po' allarmato tutti quanti, soprattutto per quello che sta succedendo adesso nel nostro paese e in tutti i paesi limitrofi. Ricorda molto bene questa residente di Refrontolo la rapina accaduta in piena notte lo scorso 20 marzo, quando 4 persone entrarono in un'abitazione armati di pistola minacciando madre e figlio 19enne. Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà 2 giovani di 18 anni, minorenni all'epoca del colpo, perché ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall'uso di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito quella notte, madre e figlio stavano dormendo quando il ragazzo aveva sentito dei rumori, qualcuno battere contro la porta finestra. A quel punto sarebbe uscito, uno dei malviventi lo avrebbe sorpreso minacciandolo con la pistola prima di entrare in casa insieme agli altri 3 complici. Per madre e figlio era iniziato l'incubo, sotto la minaccia dell'arma era stato intimato loro di consegnare il denaro. Alla fine i 4 erano scappati con circa 8.000 euro in contanti. Passato lo shock iniziale, le 2 vittime avevano chiamato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare i 2 giovanissimi, entrambi della sinistra Piave, un ragazzo italiano e un coetaneo dell'Est Europa. Il lavoro dei militari continua per risalire agli altri 2 componenti della banda, probabilmente anch'essi giovanissimi. Abbiamo colto con estrema soddisfazione la notizia della cattura di questi malviventi, soprattutto perché questo, diciamo, in qualche modo rasserena chi ha subito questo furto e rasserena anche le persone che vivono qui in zona. Un grosso applauso va alle forze dell'ordine che con le loro indagini hanno saputo arrivare a quest'ottimo risultato. Ecco, l'augurio è che adesso chi interverrà dopo di loro sappia dare a questi malviventi la giusta pena.
Un episodio che si aggiunge ad una serie di colpi messi a segno nell'ultimo periodo a Refrontolo, così come nei comuni limitrofi. Una settimana fa, durante i festeggiamenti per Santa Margherita, furono una decina le case prese di mira dai ladri. Qualche giorno fa invece raid di furti a Solighetto. In un'abitazione in piena notte marito e moglie sono stati svegliati dalla luce di una torcia che i malviventi hanno puntato contro di loro. I ladri sono poi fuggiti con alcuni contanti e tra i cittadini cresce la paura. In questi ultimi mesi ci sono stati diversi furti qua nel territorio, ecco perché addirittura una domenica sono stati 4-5 uno di seguito dell'altro qua proprio nel territorio, partendo da parte nord del paese fino a poco più in giù qui a sud. Quindi anche questo evento ci preoccupa parecchio. Ultimamente qui non è che si viva troppo bene, io abito al secondo piano e anch'io ero abituata a lasciare sempre tutto aperto. Adesso invece ho quello sempre di chiudere, perché ne senti uno ogni giorno, se non è a Refrontolo è a Pieve, se non è a Pieve a Farla, a San Martino. Qua nella nostra zona ultimamente sei molto allarmato a rimanere a casa. E noi continuiamo a parlare di sicurezza, perché parte proprio da Mogliano il nuovo servizio di vigilanza notturna, che però non piace all'opposizione. Vigilanza privata contro i continui furti nella notte. Da oggi in poi il servizio di controllo notturno a Mogliano sarà affidato anche alle guardie private. Approvata in Consiglio Comunale la delibera che ufficializza l'avvio del progetto fortemente voluto dal vice sindaco Leonardo Muraro. È un servizio che ci sarà tutte le notti, dalle 22 fino alle 6, una pattuglia che girerà il territorio, andrà a controllare i siti sensibili e i vari nostri immobili comunali che sono sparsi per tutto il comune di Mogliano Veneto. L'obiettivo è integrare il lavoro della Polizia Municipale con un presidio notturno più costante, in grado di prevenire situazioni di rischio e rafforzare la percezione di sicurezza nel territorio. Il costo di questa operazione sicurezza? È un costo diluito su 2 annualità, 2025 e 2026, siamo intorno ai 60.000 euro. L'iniziativa, che ha già raccolto consensi tra i cittadini per l'effetto rassicurante della presenza di pattugliamenti notturni, non convince l'opposizione. Giacomo Nilandi del Partito Democratico esprime perplessità sull'efficacia della misura, pur non essendo contrario alla vigilanza privata. Sottolinea che, non potendo intervenire direttamente senza un potenziamento della polizia locale, il rischio è di spendere 60.000 euro l'anno senza reali benefici per la sicurezza. A rispondergli è Muraro. Ma il problema delle forze dell'ordine, che non sono numerose, lo sappiamo anche noi. Ricordo che però la nostra stazione di Mogliano Veneto ha 24 carabinieri ed è una delle stazioni, dopo Treviso, che ha il maggior numero di persone. Abbiamo deciso che le 2 unità in più di polizia municipale interverranno assunte e verranno inserite nel corpo della polizia di Mogliano entro fine anno. Per cui sono tutti palliativi per criticare una cosa che fa bene alla nostra città, che gli è stata spiegata molto bene al consigliere Nilandi, ma sappiamo è dell'opposizione, deve fare politica, sappiamo che ci sono le regionali e forse vorrebbe un posto come candidato alle regionali. Noi voltiamo pagina, siamo al meteo, perché la Marca Trevigiana è ancora alle prese con piogge e forti venti. Diversi gli interventi per rami e alberi caduti nel pomeriggio a Treviso. Il sottopasso della stazione è ancora parzialmente allagato, qualche infiltrazione e si accende ancora la polemica. Vento e pioggia intensa. La Marca torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco da Mogliano ad Asolo, soprattutto per taglio di rami e alberi pericolanti. A Castelfranco, a Treville per l'esattezza, proprio un grosso ramo si è staccato finendo in mezzo alla strada, fortunatamente senza che nessuno venisse colpito. Nessun ferito nemmeno a Resana, dove all'interno di un'azienda un albero è caduto sopra un camion. Bomba d'acqua a Treviso, dove nel sottopassaggio della stazione ferroviaria riaperta nelle ultime ore, dopo 6 mesi di chiusura per lavori di riqualificazione, ci sono state alcune infiltrazioni d'acqua. Sul posto è arrivato l'assessore Zampese, che si è confrontato con i tecnici di RFI. Non c'è stato nessun allagamento, c'è stato uno sversamento limitato qui dove proprio ci troviamo noi, che tra l'altro veniva dall'alto e non aveva le motivazioni della scorsa volta, quindi non veniva dalle falde, dal basso. Il problema sarebbe da ricondurre ai lavori della pavimentazione del primo binario. E stanno rifacendo tutto un sistema di lattonerie nella pavimentazione del primo binario che dovevano finire oggi e che quindi con la pioggia ovviamente non hanno finito il lavoro
e un'infiltrazione è entrata da lì. Il sottopassaggio non è mai stato chiuso e prontamente i tecnici hanno provveduto a ripulire la zona interessata dall'infiltrazione. RFI ha assicurato che questo problema dovrebbe essere risolto in maniera permanente. L'opposizione in Consiglio Comunale è subito andata all'attacco del sindaco Conte e della Giunta. All'amministrazione comunale chiediamo, dice il Dem Marco Zabai, che pretenda da RFI risposte chiare e certe. Non è possibile che alla prossima pioggia si torni come prima. Ecco che siamo di nuovo da capo, neanche a 24 ore dalla riapertura del sottopasso, di nuovo ci troviamo problemi di natura idraulica. Ecco, forse quando si è voluto annunciare in pompa magna di aver risolto tutti i problemi, bisognava forse chiedere piuttosto che risposta all'opposizione, bisognava chiedere la certezza che i lavori fossero stati fatti l'opera d'arte. Ritengo sia giusto che RFI effettui tutte le verifiche necessarie per accertare eventuali criticità e l'origine di eventuali filtrazioni, ha detto il sindaco Mario Conte. Personalmente sono sempre stato abituato a prendermi le mie responsabilità, ma in questo caso è chiaro che se dovessero verificarsi nuove chiusure non esiteremo ad agire nei confronti di RFI. I cittadini non devono subire altri disservizi. In ogni caso, ha concluso il primo cittadino, è bene precisare che il sottopassaggio non è mai stato chiuso e il problema è stato risolto immediatamente. Instabilità che è destinata a perdurare ancora nelle prossime ore, con precipitazioni a tratti intense anche sotto forma di rovesci temporali e locali e grandinate. Per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino alla mezzanotte di domani, che dichiara lo stato di attenzione con l'allerta gialla per appunto criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, ad eccezione del bacino dell'Alto Piave. Siamo ancora alla cronaca dalle strade, un incidente grave in via Castellana alle prime luci dell'alba di questa mattina. Via Castellana, la moto che sfreccia, poi la perdita di controllo. Si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso il 44enne che intorno alle 2 del mattino si è schiantato in via Castellana lungo il muretto di un'abitazione. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 44enne, stando a quanto riportato da alcuni testimoni, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe sbalzato nel giardino accanto, dove le 2 ruote è stata trovata completamente distrutta. Svegliati dal boato, gli inquilini delle abitazioni circostanti si sono precipitati in strada e allertato immediatamente i soccorsi. Al loro arrivo l'uomo non era cosciente ma respirava. La prognosi resta ancora riservata. Lavoro in nero, il blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato 19 ditte e sospeso l'attività di almeno 4 locali tra Montebelluna e Silea. Pubblici esercizi ed edilizia nel mirino dell'Arma. In tutto 5 lavoratori irregolari scoperti e 6 attività sospese. Sul fronte dei locali pubblici, durante alcuni controlli effettuati a Montebelluna, è stata sospesa l'attività di 2 bar in cui erano impiegati 3 lavoratori italiani in nero mentre prestavano servizio come barista e cameriere. Identico provvedimento è stato adottato a Meduna di Livenza. All'interno di un ristorante c'era un lavoratore in nero impiegato in cucina con la mansione di aiuto cuoco. In un bar di Povegliano, una lavoratrice che stava servendo ai tavoli, anche lei lavorava in nero. Sempre nel settore dei pubblici esercizi si è resa necessaria la sospensione dell'attività lavorativa di un bar di Silea. Il datore di lavoro non aveva provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi. Sotto la lente di ingrandimento anche il settore dell'edilizia. All'interno di un cantiere di Treviso un operaio è stato identificato mentre svolgeva lavorazioni in quota senza che venissero predisposte idonee precauzioni a eliminare il pericolo di caduta verso il vuoto, con la conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti di un'altra azienda, Castelfranco Veneto. Qui i lavoratori erano impiegati all'interno di un cantiere senza che fosse stato redatto il piano operativo di sicurezza. Ed ancora i controlli nei comuni di Vittorio Veneto, Paesi Strana, Cornuda, Crocetta del Montello, Codognè, Possagno, Borso del Grappa, Miane e San Vendemiano hanno permesso di riscontrare la presenza di numerose violazioni e di individuare complessivamente 19 aziende inadempienti. Tra le varie sanzioni contestate la mancata formazione da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi, l'omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e la mancata nomina del medico competente. Nel complesso sono state erogate sanzioni per oltre 200.000 euro.
Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri, il barbiere 44enne di Spresiano è tornato libero. La storia la ricorderete bene questa mattina, difeso dall'avvocato Crea, è comparso davanti al GIP Carlo Colombo per l'udienza di convalida. Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo, grazie alla difesa, è riuscito a ottenere la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il barbiere, che oltre al taglio il taglio della barba spacciava hashish nel suo negozio, potrebbe presto tornare anche a lavorare. Ricordiamo che l'uomo durante la perquisizione era stato trovato in possesso di oltre 2 kg di hashish e più di 5.000 euro in contanti che si ritengono essere frutto della sua attività di spaccio tra Villorba, Treviso e Spresiano, indagini che hanno accertato che proprio il negozio di acconciatore veniva usato come base per lo smercio delle dosi. E siamo alla politica delle regionali. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Marcato hanno brindato insieme alle regionali d'autunno. Lo hanno fatto questa mattina all'ultimo miglio per la tradizionale ombra di bianco del 1° agosto e non sono mancati messaggi politici interni agli avversari. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° agosto di buon mattino. Così è stato l'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centro-sinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega, che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica, è inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto, come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il 1° agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario, fa intendere, non è monopolio di nessuno. È una tradizione delle nostre campagne, i Dodei del Vin Bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1° agosto! Tradizione del 1° agosto che nasce a Mogliano, ce la racconta Nicola Marcato. Ogni anno in molte case e piazze del Veneto si rinnova un rito che affonda le sue radici nella leggenda e nella tradizione contadina. Il 1° agosto si beve a digiuno Dodei de Vin Bianco. L'usanza affonda le sue radici in una leggenda locale che risale al 1200. Si racconta che la regina d'Ungheria, Gertrude di Merania, colpita da una violenta febbre malarica durante il viaggio verso Venezia, fu ospitata nell'abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano. Le cure delle monache benedettine sembravano vane finché la badessa non tentò un rimedio estremo. Fece bere alla sovrana abbondante mosto d'uva bianca in fermentazione nei tini dell'abbazia. Le diede questo bicchiere di mosto d'uva di Sant'Anna e improvvisamente il miracolo, la regina guarì e da lì la tradizione di bere un'ombra il 1° agosto per guarire e stare bene tutto l'anno partì e si diffuse in tutto il Veneto. Miracolosamente la regina si riprese nel giro di pochi giorni.
Può essere avvenuto qui il miracolo, se lo possiamo definire tale, o all'ospedale dei Battuti, che quanto dista da questo luogo? Siamo a 100 metri dall'ospedale dei Battuti, ma il complesso abbaziale era unico probabilmente in quel periodo, per cui sicuramente era un territorio tutto dell'abbazia. L'abbazia governava tutta la città, la badessa era emanazione dell'imperatore e governava tutta la città. Da allora la leggenda del vino salvifico si diffuse tra la gente del posto, dando origine a una tradizione popolare che ancora oggi viene celebrata tra sorrisi, brindisi e un pizzico di magia. Mi sento già meglio. Voltiamo decisamente pagina, andiamo in via Orsenigo a Treviso, l'ex discarica, la bonifica durata 2 anni è quasi arrivata al termine, sorgerà nel spiazzo di oltre 90.000 metri quadrati un parco fotovoltaico e un bosco verde. Una bonifica lunga 2 anni tra difficoltà dovute alla presenza di amianto e a quelle della messa in sicurezza della falda acquifera. Quasi ultimati i lavori, sopralluoghi continui nell'area da parte dei tecnici di Contarina che si è occupata del cantiere. Un'area da circa 100.000 metri quadri che presto diventerà un terreno dove produrre energia pulita. La discarica era profonda quasi 40 metri e lambiva molte volte la falda, è stata completamente rivestita da un cosiddetto capping che evita le infiltrazioni d'acqua e quindi successivamente verrà realizzato un impianto fotovoltaico di circa 1 megawatt che è possibile realizzare visto che ieri Consiglio Comunale abbiamo aderito alla Fondazione CER Priula e quindi tramite questa comunità energetica noi riusciremo a distribuire sul territorio l'energia prodotta. Energia che andrà ad alimentare strutture pubbliche situate in prossimità del centro, dagli asili nido alle palestre alle scuole. L'ex discarica verrà ricoperta per circa 1/3 dall'impianto fotovoltaico, il resto verrà rinverdito, verranno piantati degli alberi e quindi sarà anche un nuovo polmone verde che sorge a ridosso della città. Una discarica sorta negli anni '80 e poi abbandonata che ha portato nel tempo all'infiltrazione nel terreno di materiale inquinante scoperto grazie a delle sonde che hanno permesso di rilevare alcuni sversamenti. Ora l'area è stata completamente bonificata. Oltre agli alberi che verranno piantati è già stato ultimato un bacino di laminazione dove contenere l'acqua piovana che potrà essere utile per irrigare i campi circostanti. Parliamo ancora di rifiuti, tra ecovandali e abbandoni il comune di Pederoba ha deciso di intervenire, ci sono molti e insieme al bacino Priula si sono intensificati i controlli proprio per limitare al massimo questi fenomeni che stanno portando a sanzioni da record. Tranquilli, con aria serena e senza nessuna fretta, si guardano intorno, certi di non essere visti, sacchi alla mano, pronti ad abbandonarli. A riprenderli invece le telecamere di videosorveglianza. Un lavoro, quello della tutela del territorio della Garzaia sul Piave a Pederoba, che soprattutto in questi mesi estivi ha visto un incremento notevole dei controlli. Il comune di Pederoba ha infatti avviato un'attività congiunta con la vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula con l'obiettivo di contrastare i comportamenti scorretti e salvaguardare il delicato ecosistema fluviale. Nei mesi di giugno e luglio sono stati intensificati i controlli sul territorio con presidi regolari mirati nei punti più sensibili. L'attività ha portato all'emissione di numerose sanzioni nei confronti degli utenti che hanno conferito rifiuti in modo improprio, utilizzando in maniera scorretta i cestini pubblici o abbandonando i sacchi nei pressi dell'area naturalistica. Soddisfazione espressa dal vice sindaco Fabio Maggio e dal presidente del Consiglio di Bacino Priula Franco Bonesso, i quali fanno sapere che l'attività di monitoraggio proseguirà per tutta l'estate. Ci consentirà di dare un presidio importante a un'area di importanza culturale e ambientale del nostro territorio comunale. Ormai sono già molte le sanzioni elevate, ma contiamo che nel corso dell'estate il fenomeno potrà ridursi proprio in ragione di questo intervento che speriamo risolutivo. Continuiamo a parlare di rifiuti, ma quella che vi raccontiamo è una storia molto positiva. Beatrice, 3 anni, che insieme alla nonna ogni giorno passeggiando raccoglie i rifiuti abbandonati. Siamo a Ponzano Veneto. Abbiamo cominciato a venire e lei diceva: guarda cartacee che ci sono per terra, ci sono persone maleducate. E poi il giorno dopo mettiamo i guanti
E così abbiamo cominciato a raccogliere queste carte. Mariella e la nonna di Beatrice trascorrono i pomeriggi insieme tra giochi e passeggiate, e proprio durante una di queste passeggiate tra le strade e i parchi del loro comune, Ponzano, la piccola, 3 anni, si è accorta dei rifiuti abbandonati a terra. Armate di guanti, nonna e nipote hanno iniziato a raccogliere cartacce, bottiglie e lattine, fino a quando un giorno la mamma della piccola fa loro un regalo. 2 pinze per raccogliere le immondizie. E così ogni sera Mariella e Beatrice percorrono il solito tragitto, ripulendo strade e parchi. Anche sotto la panchina di ieri abbiamo trovato, hanno mangiato e poi hanno lasciato lì. E lei faccio io, nonna. Adesso le ha detto che ci sono delle carte per terra, gliele ha Le ha viste dalla panchina. Andiamo a vedere. È sporco qui, Beatrice. È porco. Dopo torni a raccoglierle? Sì. Beatrice, le persone sporcano? Sì. Sono maleducate? Sì. E quindi dove bisogna buttare le carte? Sul cettino. Beatrice ha poi una richiesta da rivolgere proprio al sindaco Baseggio. Deve fare la multa a chi butta le carte per terra? Sì. Sindaco, è una promessa? È una promessa, se li troviamo li facciamo una multa di sicuro. E io mi complimento con te e con la nonna, perché siete dei bravi esempi in questa società che non è poi così corretta. Bravissima. Grazie. Complimenti. È stato il primo cittadino di Ponzano a rendere noto l'impegno di Beatrice e della nonna con un post su Facebook. Il fatto che poi Beatrice oltretutto si renda conto che chi sporca dovrebbe essere multato, che ci sono i cestini, che è più facile mettere la carta sul cestino che per terra, e che lei passi questo tempo con la nonna a raccogliere le carte per fare del bene all'ambiente, insomma fa vedere che ci sono ancora delle famiglie che hanno dei valori sani che riescono a trasmettere. Speriamo che la società ne prenda atto. Noi andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci tornati in diretta, ci spostiamo a Spresiano perché da ieri il Comune ha ufficialmente una sua bandiera, l'ha consegnata al sindaco Marco Della Pietra e il prefetto Angelo Sidoti. La ringrazio prefetto, ma avrei volentieri. Eccola la nuova bandiera del comune di Spresiano, consegnata dal prefetto di Treviso Angelo Sidoti durante il consiglio comunale nelle mani del sindaco Marco Della Pietra. Un momento storico per tutta la comunità, l'ha definito il primo cittadino, perché non è solo un simbolo, ma il riconoscimento di un'identità. È il valore che ha la storia, che hanno la storia, le tradizioni e tutto quello che riguarda il passato di Spresiano, ma con la voglia di consegnarlo alle nuove generazioni affinché anche in futuro si abbiano ben radicati questi valori. Il comune infatti non ha mai avuto fino ad oggi una bandiera ed è stata richiesta e fortemente voluta dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale intero. A settembre faremo una manifestazione con i ragazzi delle scuole affinché venga spiegato tutto l'iter che ha portato a questo riconoscimento e affinché venga spiegato anche il significato di una bandiera per un comune. Una bandiera che non è un mero atto formale, ma la restituzione attraverso un simbolo del legame profondo tra la comunità e il suo territorio. Non è di tutti i giorni che il Presidente della Repubblica conceda un ulteriore simbolo, commenta il prefetto, dopo lo stemma e il gonfalone. Una bandiera bianconera che racchiude i valori della comunità di Spresiano. I simboli oggi sono importantissimi, lo sono sempre stati, ma a maggior ragione oggi per riaffermare i valori della nostra tradizione, della nostra identità, della nostra cultura. La bandiera sarà pronta e varcherà la soglia del comune a settembre. E come ogni venerdì siamo ora alle previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Permane su di noi un flusso di aria instabile da ovest, aria instabile molto più attenuata rispetto al passato. Come evidente dalla carta del tempo, vedete che all'interno del flusso di aria instabile da ovest si forma questo piccolo sistema perturbato che scorrerà veloce verso est e porterà qualche problema un po' su tutte le nostre zone nella prima parte di sabato, con qualche precipitazione, ripeto, senza ulteriori problemi. Certo che poi scorrerà veloce e lascerà spazio ad
ampi rasserenamenti. Per domenica il cielo è previsto sereno o poco nuvoloso, e un sereno e poco nuvoloso andrà avanti probabilmente per tutta la prossima settimana. Intanto i venti saranno deboli, di direzione variabile, le temperature, ecco, sono qualche giorno che sono addirittura al di sotto della media, le minime previste fine settimana intorno ai 18, le massime intorno ai 25. Da lunedì tenderanno a crescere gradualmente, ma non andranno oltre i 30-31 gradi, quindi altre ondate di calore non sono previste. L'Alta Adriatica è previsto localmente mosso, ma la tendenza è al poco mosso. È tutto. Siamo a Treviso, è stato firmato questa mattina un protocollo d'intesa tra il comune della città e il comune di Cortina d'Ampezzo. Vediamo di che si tratta, parliamo intanto di Olimpiadi Milano Cortina 2026. È un'iniziativa che stiamo mettendo a terra per le Olimpiadi per quanto riguarda i vigili e la protezione civile, ma anche un'ottima collaborazione per quello che è lo sviluppo artistico e culturale che Treviso sta facendo. Cortina chiama, Treviso risponde. In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, il comune bellunese chiama in forza i principali comuni veneti per chiedere che vengano dati rinforzi in termini di agenti della polizia locale e personale della protezione civile per riuscire a gestire al meglio la sicurezza in quei 2 mesi in cui Cortina sarà al centro del mondo sportivo. Firmato per questo con la città di Treviso un protocollo di patto di amicizia, parla il sindaco Mario Conte. Metteremo a disposizione la nostra polizia locale e la nostra protezione civile, e ringrazio anche il comune di Cortina perché diventerà anche un po' la nostra vetrina per gli eventi culturali, a partire dalla mostra da Picasso a Van Gogh di Marco Goldin. Collaborazione tra i 2 comuni che prevede dunque un impegno amministrativo ma anche culturale. Focus principale sarà anche la comunicazione gestita attraverso canali digitali, creando una rete di promozione turistica interterritoriale anche in ottica post-olimpica. Sui numeri degli agenti, ora la palla invece passa ai tecnici. I rispettivi comandanti della locale infatti già dai prossimi giorni cominceranno ad incontrarsi per stabilire di quanti uomini e donne il comune di Cortina avrà necessità. Per il momento si sa che i turni saranno settimanali per consentire una rotazione degli agenti in forza. Noi abbiamo 7 vigili urbani, dovremo arrivare dai 30 ai 40 almeno per garantire il servizio che ci viene chiesto dal CIO, e su quello ci stiamo muovendo. Noi metteremo a disposizione tutte le forze che possiamo mettere compatibilmente con quelle che sono anche le esigenze della nostra città. Ma il sindaco anticipa le polemiche sulla sicurezza in città. Io continuo a rappresentare la terza città più sicura d'Italia, poi è evidente che la nostra comunità ha una sensibilità molto alta che va rispettata e l'asticella non deve essere abbassata. Penso però anche che quei 2 mesi, pur mantenendo inalterati i servizi nella nostra città, possiamo dare un supporto fondamentale a Cortina. E siamo così alle notizie dal Bellunese. Una notizia che abbiamo dato in apertura del telegiornale non ce l'ha fatta, l'86enne Clelia Vietzer, deceduta per le gravi ferite riportate nello schianto avvenuto nel primo pomeriggio intorno alle 13:50 a Quero di Setteville, un gravissimo incidente. L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada. La donna alla guida dell'auto è, come abbiamo detto, deceduta. Clelia Vietzer, 86 anni, era in macchina con il marito 92enne e la figlia 56enne, attualmente ricoverati all'ospedale di Feltre. Baia, 7 anni dopo, a Rocca Pietre stanno per concludersi gli ultimi 4 cantieri. 100 milioni di spesa per quasi altrettanti cantieri. Questa è la storia di Rocca Pietre nel dopovaia. La tempesta che colpì quasi 200 comuni ebbe in quello della Marmolada e dei Serrai di Sottoguda il suo epicentro. Oggi sono stati visitati gli ultimi 4 cantieri ancora aperti. Nel solo comune di Rocca Pietre abbiamo investito 100 milioni di euro per 93 cantieri, gran parte dei quali sono terminati, come quello che sta alle nostre spalle. Qui eravamo proprio nell'epicentro quella sera, qui si sono accumulati metri di detriti, di materiali che ostruivano naturalmente la strada al nostro fianco, ma anche quella alle nostre spalle, e quindi qui siamo veramente in quello che è stato l'epicentro. Noi abbiamo investito non solo per ripristinare i danni, ma anche per migliorare la sicurezza che c'era prima. Chi viene oggi a Rocca Pietre difficilmente potrebbe immaginare quanto accaduto allora
e lo dimostrano le ormai oltre 30.000 presenze registrate dopo il loro recupero nei serralli di Sottoguda. Il comune di Roccapietore ha subito moltissimi danni, è stato il comune sicuramente più colpito del bellunese. Noi oggi veramente è una bellissima giornata perché possiamo vedere dopo oltre 7 anni e possiamo toccare anzi con mano tutte le opere che sono state realizzate in questi anni, non solo per la protezione idrogeologica ma anche per la protezione civile della nostra popolazione. Mantenere la popolazione nelle nostre valli, nelle nostre montagne è sicuramente sempre più difficile, quindi riuscire a garantire la sicurezza è un grande passo per la nostra comunità. È terminato all'1 della scorsa notte il lungo intervento dei vigili del fuoco a Perarolo di Cadore per un camion cisterna carico di GPL rimasto bloccato nel pomeriggio di ieri durante l'attraversamento di un guado sul Piave in località Rio Montina. Il gas è stato travasato e il mezzo è stato messo in sicurezza. Successivamente, dopo la bonifica della cisterna, il camion è stato trainato in zona sicura da una ruspa del comando di Belluno. Siamo alla politica bellunese, scontro accesissimo in Consiglio Comunale, ce lo racconta Tiziana Bolognani. Voglio stigmatizzare, e non sono scritto, il comportamento dell'ex sindaco senatore Giovanni Crema. Un guru di Baldenic lo potrei definire, che nel suo intervento si è permesso di dire che se fosse successa questa cosa ai suoi tempi, almeno queste erano le parole che ho inteso, qualcuno sarebbe andato in un altro posto. L'assessore ai lavori pubblici Franco Roccon chiede la parola durante l'acceso dibattito in Consiglio Comunale scaturito dalla presentazione della petizione contro un nuovo supermercato a Baldenic e l'eco delle sue parole raggiunge in tempo reale l'ex senatore ed ex sindaco di Belluno Giovanni Crema. Martedì scorso era stato Crema ad intervenire all'assemblea pubblica convocata dal Comune per illustrare ai cittadini i termini della variante che di lì a poco sarebbe arrivata in Consiglio Comunale. Una cosa inaudita, mai vista in 40 anni di presenza nelle istituzioni elettive, il commento amaro di Crema. Non mi sporcherò nel suo fango a replicargli, scrive l'ex primo cittadino, sorpreso dal mancato richiamo di chi presiede il Consiglio e dalle mancate scuse del sindaco nei confronti di una persona non presente in aula che non può difendersi. Una richiesta tempestiva avanzata dal consigliere Francesco Rasera-Berna, caduta nel vuoto, pur se in apertura della seduta il presidente Luciano Bassi aveva respinto con fermezza le accuse di parzialità nella gestione dei dibattiti. Permettere questo intervento all'assessore è una prova di parzialità, perché non ha parlato dell'oggetto della discussione e ne ha approfittato per regolare conti personali e questo non si fa in Consiglio Comunale. Nell'annunciare la riunione del Consiglio Comunale avevamo parlato di clima incandescente, così è stato anche quando il consigliere Massimo Garzotto, gruppo misto, ha sferrato un attacco personale nei confronti del capo frazione di Baldenic, Luigi Filippo Daniele, reo, a suo dire, di non essere allineato alle scelte dell'amministrazione. Che sia chiaro questo signor Daniele, non so se ho dimenticato qualche nome, che faccia chiarezza con i cittadini, che si dica se si è candidato perché crede in questo progetto o se, visto la sua posizione politica, si è candidato per fare campagna elettorale. Un consiglio comunale che lascia dietro di sé più ferite che risposte e mentre il dibattito si infiamma, il rischio è che a spegnersi sia la fiducia. E intanto nella notte a Baldenic e a Cavarzano, su alcune bacheche, è comparsa una macabra epigrafe che annuncia la scomparsa dell'area ex Agip, suscitando sdegno e sconcerto perché è accompagnata dall'immagine del sindaco Oscar De Pellegrin. I capigruppo delle minoranze in una nota congiunta hanno espresso solidarietà sincera e umana al sindaco De Pellegrin. L'auspicio è che sia fatto ogni possibile sforzo per individuare i responsabili. A prendere le distanze anche il comitato Baldenic 24, promotore della petizione contro il supermercato. Abbiamo manifestato il nostro dissenso, afferma capofrazione Luigi Filippo Daniele, ma non dobbiamo scadere nel macabro e nel personale. Domani Daniele presenterà denuncia a querela contro ignoti contro questa iniziativa. Intanto a Belluno esplode il caso Pensiero e Azione, l'associazione culturale vicina a Fratelli d'Italia accusata di aver ricevuto incarichi per eventi mai ufficialmente deliberati dal Comune.
Irregolarità non ne sono state commesse, gli uffici non ne hanno commesse e gli uffici sono garanti della regolarità delle operazioni. Un nome, pensiero e azione che in queste ore scuote Palazzo Rosso. L'associazione culturale legata a Fratelli d'Italia è finita sotto i riflettori per presunte assegnazioni di incarichi per l'organizzazione di eventi cittadini non ufficialmente registrati negli atti del Comune di Belluno. L'ultima richiesta di chiarimenti sui rapporti e le procedure è arrivata dal PD cittadino, che si è spinto a chiedere le dimissioni dell'assessore Monica Mazzoccoli. Allora, ritengo che il PD possa dichiarare quello che vuole, siamo chiaramente avversari politici, quindi fa parte di quello che è il dibattito politico. L'iter è stato seguito in maniera precisa, se ci fossero stati degli illeciti perché non hanno fatto le segnalazioni dove dovevano farle? Provocatoriamente nel Consiglio Comunale delle ultime ore è giunta l'interrogazione del consigliere Simone Bristotte, che milita nel medesimo partito che guida la coalizione di centrodestra della città. L'obiettivo primario è quello di screditare nella sede deputata una serie di voci malevoli che continuano a susseguirsi tutto agli atti di mera rimborso di spese che chi ha organizzato l'evento ha sostenuto. Bristotte parla dell'ultima edizione del Mundialito e si tratta dell'unico atto di assegnazione di incarico a Pensiero e Azione pubblicato all'albo pretorio del Comune di Belluno. Nell'offerta inviata da Pensiero e Azione, tuttavia, si legge che l'associazione ha contribuito a realizzare in Comune di Belluno l'evento Street Food di San Martino e ha ideato e organizzato l'evento Aspettando i Fish Shot, collaterale alla fiera della Madonna Addolorata, nato dall'intuizione e volontà di rianimare Piazza dei Martiri. Di queste iniziative non c'è traccia negli atti del Comune. Ma c'è di più, ed è ciò che ha fatto emergere il PD dopo la richiesta di accesso agli atti e che si intreccia con l'aggressione al consigliere comunale Armando Stefani, di cui è accusato il presidente di Pensiero e Azione Massimo Della Vecchia. Per noi è inaccettabile che il Comune accetti da un punto di vista morale ed etico di dare un incarico a una persona accusata di un così grave miscatto, come per noi è altrettanto inaccettabile pensare che l'assessore, viste le parole sempre del consigliere di Fratelli d'Italia, non fosse consapevole di quanto è accaduto nel mese di marzo. Siamo arrivati al termine di questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo subito dopo di noi. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.